EcoDP è il progetto che Veneto Green Cluster all'interno della RIS3 propone e presenta e sviluppa all'interno appunto della Regione Veneto. È un progetto che parte nel settembre del 2020 e finirà l'anno prossimo, a dicembre 2022. Tra gli obiettivi chiaramente è quello di individuare dei materiali alternativi o comunque cercare praticamente di chiudere la cosiddetta economia circolare sui dispositivi di protezione individuale. Principalmente sono le mascherine che in tempo di Covid, piuttosto che i camici, i guanti, i calzari e quant'altro, ci hanno visto sommersi praticamente da questi materiali. La parte che a mio parere ha più contenuto innovativo e tecnologico è la parte relativa al recupero come disgregazione molecolare della materia di queste plastiche. Sto parlando della pirolisi o pirogassificazione. Credo che questo sia un capitolo completamente nuovo, un capitolo da sperimentare, noi lo stiamo già facendo con ottimi risultati e soprattutto abbiamo bisogno e avremo bisogno anche di un aiuto da parte del legislatore per arrivare a formulare una normativa che non solo aiuti a investire in questo settore, ma incentivi lo sviluppo di questo settore. Con il Covid ovviamente sono aumentati i dispositivi di protezione personale e con questi sono aumentati anche i rifiuti prodotti da tutto ciò. L'economia circolare significa anche essere in grado di recuperare questo materiale. Le reti innovative regionali a servizio proprio di questo e quindi una sostenibilità ambientale sicuramente, l'economia circolare è questo, ma una sostenibilità anche economica. La sfida che noi dobbiamo vincere è rispettare l'ambiente, dando però la possibilità alle nostre imprese di continuare ad essere delle grandi imprese. Il Veneto accetta con grande passione questa sfida e le reti innovative regionali sono esattamente la risposta all'esigenza che hanno le nostre imprese di fare innovazione e ricerca.